Io mi chiamo Paolo Perazzolo, chiamato con soprannome di Armaron, perché a 11 anni ero grande come adesso e perciò avevo un fisico veramente da atleta forte. Ho imparato a nuotare come da solo, come autodidatta, in piscina piccola qua, a 11 anni, facendo la finta di nuotare con un piede sempre in terra e a rana, finché mi sono lasciato andare e ho imparato a nuotare. Come obiettivo avevo quello di fare le gare, perché vedevo l'atleta Roberto Perondini, che era un vicino mio di casa, che aveva una nuotata favolosa e andava fortissimo, e come esempio ho seguito lui. Nel 1947 ho cominciato ad allenarmi, nel 1948 ho fatto le prime gare e nel 1949 ho avuto la soddisfazione più grande come atleta. Ho vinto la Coppa Scarioni, l'ultimo atleta veneziano a vincerla, la 31esima, con un anno di anticipo sull'età massima da partecipare, e era una selezione fatta di locale, regionale, provinciale e poi nazionale, quindi è come un titolo italiano di quelli massimi, diciamo così. Poi ho avuto tante altre soddisfazioni perché sono stato in nazionale e l'emozione più grande è quella di sentire l'inno dell'Italia quando sei presentato al pubblico. Un'altra soddisfazione grande è il titolo italiano dei 200 metri stile libero. Poi ho vinto sempre un sacco di gare, ho fatto anche qualche gara lunga come il traversata al lago di Lugano, ma non ero col fondo. Sono stato nei primi 5 posti dei migliori tempi nazionali dal 53 al 55, nei 100, 200 e 400. Queste sono le mie, praticamente in linea di massima, la mia carriera natatoria. Dopo ci sarebbero altre gare che si facevano e vincevo quasi sempre, insomma, specialmente a carattere locale, regionale, eccetera. Un consiglio che potrei dare ai giovani nuotatori è quello, specialmente quelli di oggi, che sono diventati rarissimi, perché la base principale per fare il nuoto e qualsiasi altro sport è la passione e la costanza e il sacrificio soprattutto, perché c'è da fare tanto e tanto sacrificio di allenamenti continui e niente, bisognerebbe nuotare tutto il giorno, cosa che noi non avevamo tutti, perché quasi tutti i giovani a quell'epoca avevano un lavoro, prima lavoravano e poi venivano a fare allenamento qui. E perciò io sono stato uno dei fortunati che diciamo, ho cominciato a lavorare tardi e quindi ho potuto a frequentare le piscine. Mi sono stato anche convocato dalla nazionale per gli allenamenti collegiali al Filippin, a Paderno del Grappa, che aveva la piscina coperta. Ecco, sono andato anche lì. Poi un'altra soddisfazione grossa è stata quella di vincere i 100 d'orso nei primi campionati lombardi invernali che si facevano la prima volta. Tanto per cambiare ho girato la pancia e sono andato ad orso. Basta, qua la piscina l'ho frequentata dal 46 appunto fino praticamente fino a quando è stata chiusa, perché quando tornavo anche dagli allenamenti o da Mantova, che sono stato per 3-4 anni anche con la Mincio Mantova, l'unica squadra che avevano in Serie A. La gente era così che veniva a vederci, e quando andavo in città a prendere un caffè nessuno voleva soldi perché mi conoscevano, e è una cosa che mi sono sentito un po' un divo. Eravamo tutti una famiglia qua, e infatti alla sera dopo gli allenamenti facevamo anche qualche mangiata sugli spogliatoi con le tavole, e prendevamo con il cappello così sotto muro, prendevamo i gamberetti
tanti gamberetti, con 4 cappellate facevamo una mangiata. Poi c'erano quelli che andavano a prendere i peoci ai Carighete, a San Nicolò, e lì mangiare e bere alla fine. Però gli allenamenti erano sacri e quello che ci faceva allenare e si seguiva era il Silvestri, chiamato Ciro, Silvestri Guglielmo, è il successore di De Pittà, il quale ha seguito gli atleti, ha fatto diversi atleti, ha seguito diversi atleti, ha scoperto, come anche il fratello di Roberto Perondini, Giorgio Perondini, 2 volte olimpionico. Ho nuotato con i migliori atleti come Massaria, eccetera, eccetera, dall'epoca. Si viveva assieme, tutte le mamme di Venezia mandavano qui i loro figli per imparare a nuotare perché avevano paura che si annegassero nel Rio, se cadevano, e quindi la scuola nuoto si faceva un po', diciamo così, in velocità, perché in 7-8 lezioni i ragazzi imparavano a nuotare. Facevano 25 metri e si buttavano dal trampolino da 3 metri. Quella era la finale dell'abilitazione del nuoto. Le mamme non si mettevano in mezzo tra gli atleti e i nuotatori, seguivano solo il figlio, avevano piacere se andava, e se non andava pazienza, bastava dare il massimo di quello che si poteva dare. Ecco, gli allenamenti cominciavano alle 5:30, dopo che il pubblico era uscito, e per un paio d'ore si facevano allenamenti seguiti dall'allenatore, il quale allenatore, Ciro Silvestri, ripeto, lo chiamavano il Cioccolaro. Perché? Per chiamarci a fare allenamento, noi che stavamo giocando alla Bo, a prendersi, a toccarsi, ci lanciava i zoccoli e tante volte faceva centro anche sulla testa, qua faceva anche male. Una cosa che devo approfondire era quella che ogni bambino che diventava atleta ufficialmente veniva fatta la festa della matricola e si poteva spogliare negli spogliatoi degli atleti e non pagava più il biglietto di entrata. E contemporaneamente il nostro amato Silvestri Guglielmo, Ciro, le dava un soprannome, un soprannome a tutti. Io ero l'Armaron per la prestanza fisica, mio fratello si chiamava Scabeo per differenziarlo, poi c'erano i fratelli Nordio, Gamba Degno e non mi ricordo l'altro nome, poi c'erano i fratelli Vielli e Sciocco e il Bistecca per i fettoni che aveva, poi c'era Blu Blu, e il Perondini piccolo si chiamava Granzio e il Perondini grande si chiamava L'Orbo, o Panza da Vermi una volta anche che dicevamo. E così tutti avevamo il nostro soprannome, ma tanti e il nostro soprannome era tenuto in considerazione perché ci tenevamo ad averlo, eravamo felici e contenti.